Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Addio Pippo Baudo, ultimo re della TV italiana. Il popolare conduttore è scomparso ieri sera all'età di 89 anni. Nel 1979 aprì le trasmissioni di Antenna Sicilia, mercoledì i funerali nella sua Militello, Val di Catania. Numerosi ricordi commossi di chi ha condiviso con Baudo amicizia e vita professionale. Per Tuccio Musumeci se ne va un amico d'infanzia, era un maestro, ricorda Salvo La Rosa. Per il nostro direttore Michele Cucuzza resterà sempre l'inventore della TV moderna. Catania, il giorno di Sant'Agata d'estate, in mattinata l'apertura del Sacello e l'esposizione delle reliquie in cattedrale. Nella sua omelia l'arcivescovo Renna richiama tutta la città al senso di responsabilità. Stasera la processione che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sicilia e da siciliaweb.it. Prima domenica di controesodo, bollino rosso sulle strade siciliane, il traffico è intenso ma al momento senza criticità. Code ai caselli di San Gregorio sulla A18 Messina-Catania. Un'ondata di maltempo anomalo sta interessando gran parte della Sicilia. Pioggia, vento e grandine in diverse province, spunta la neve sull'Etna. Calcio Coppa Italia, il Palermo Corsaro a Cremona. I rosanero vincono ai rigori e passano il turno. Sabato prossimo l'esordio in campionato. E oggi per la Coppa Italia di Serie C toccherà al Catania contro il Crotone e al Trapani che affronterà il Picerno. Già fuori il Siracusa, sconfitto ieri a Foggia per 2-1. Ancora buongiorno, tutta Italia a lutto per la scomparsa di Pippo Baudo. Il popolare conduttore televisivo è morto all'età di 89 anni e per tutti è stato il re della televisione. Nel 1979 inaugurò le trasmissioni di Antenna Sicilia. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio nella sua Militello, Val di Catania. Il servizio di Desiree Ferlito. La pagina della Sicilia con le foto fatte nel corso del programma. La foto della Sicilia, cioè la pagina Sicilia di domani mattina. Questo palazzo, questi corridoi, queste stanze hanno conosciuto il re della televisione quando, reduce da programmi di successo in Rai, decise nel 1979 di inaugurare le trasmissioni di Antenna Sicilia, dove un anno più tardi condusse la prima edizione del Festival della canzone siciliana e dove tornava tutte le volte che poteva. Pippo Baudo ci ha lasciati a 89 anni. Sono le 21:33 di sabato 16 agosto, quando la notizia viene battuta dalle agenzie. Si è spenta all'ospedale Biocampus di Roma, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si terranno invece in Sicilia, mercoledì 20 alle 16, nella sua Militello in Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo, mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania. Laurea che ha poi conseguito, pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, per tutti, è stato sempre Pippo. Suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni. E poi Canzonissima, Fantastico, Domenica In, solo per citare alcuni dei suoi programmi di successo. L'ultimo dei 4 moschettieri della famosa foto del 1967, che lo ritraeva assieme a Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. In tanti lo definivano semplicemente la televisione. Mattatore con pochi fronzoli e un carisma e un'umanità che arrivavano dritti al cuore dei suoi telespettatori. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eder Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Posini, Barbara D'Urso e molti altri. Celeberrimo il suo "L'ho inventato io", come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse una sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, dice il presidente della regione Schifani, ambasciatore della sicilianità nel mondo, commenta il sindaco di Catania Trantino. E adesso il commosso ricordo del nostro direttore Michele Cucuzza che, oltre alla stima per Baudo, manifesta riconoscenza e legame verso chi ha inventato la televisione moderna, a cui anche lui sente di essersi ispirato. Beh, io cerco di vincere anche il dispiacere personale, visto anche la conoscenza, una certa frequentazione che abbiamo avuto con
Pippo Baudo, soprattutto negli anni scorsi. Lui era la televisione moderna, questo lo dicono tutti, l'ha inventata lui, cantava, ballava, suonava, faceva canzoni, Donna Rosa, ma soprattutto conduceva, non era un presentatore, era un conduttore maestro, assoluto. Ha inventato la televisione moderna alla quale abbiamo attinto tutti noi. E quindi noi giovani, quando abbiamo cominciato, per esempio io che avevo fatto per tanti anni il telegiornale e poi mi ero cimentato con la vita in diretta nell'intrattenimento misto all'informazione, c'era lui, lontano ma c'era, ci proteggeva in qualche modo. Noi facevamo la televisione come dire, con le innovazioni nostre, perché c'era lui che indirettamente continuava a tutelarci. E ancora oggi, fino a ieri sera, dalla sua Sicilia, dalla nostra Sicilia, lui che non era più in TV, che purtroppo stava male, era la garanzia per noi televisivi che tutto andasse bene, che quella era la televisione giusta da fare. E tra i tanti ricordi c'è anche quello di Tuccio Musumeci, che ricorda la sua lunga amicizia, lunga appunto una vita. Pippo Baudo intimamente era timido. È un racconto intimo di chi Pippo Baudo lo conosceva bene. Pippo Baudo, io c'è qua, eravamo ragazzini, qua eravamo al Lido dei Ciclopi a Catania. Una raccolta di foto inedite di un Pippo Baudo giovanissimo, ai suoi esordi, con l'amico fraterno di sempre, Tuccio Musumeci, che oggi è una fucina di ricordi, racconti, aneddoti. Questo era quello che noi guadagnavamo l'estate del 1958, il ficcanaso, che era scritto da lui. Lui passava in passerella, perché eravamo ai teatri qua in Sicilia, passava in passerella con la bicicletta. Lui ce la faceva perché aveva le gambe lunghe, ma io non potevo passare perché a casa scavavo una buca. Un'amicizia lunga una vita, ancora viva nonostante la lontananza. Pippo tornava a casa quando poteva, rimasto fedelissimo alle sue origini, alla sua città, ai suoi amici di sempre. Tutta l'infanzia che l'abbiamo passata assieme dal 1958, dal 58, quando sono rientrato in Sicilia, perché io vivevo allora a Modena, che ero iscritto in medicina, e poi ho cambiato mestiere, perché c'è stato questo, che suo papà non voleva assolutamente che noi facevamo questo mestiere, perché lui doveva fare il notaio e io, dalla parte mia famiglia, dei Gaetani, da parte mia madre, erano tutti medici e scienziati e io dovevo fare il medico. Ogni tanto passava suo padre, lui suonava il pianoforte, passava nella stanza suo padre, a casa sua, in via Vittorio Emanuele, a Catania. Dice, bravo, state studiando. Un ragazzo pieno di sogni e talento, che nascondeva al padre, che lo avrebbe voluto notaio, la sua vera passione, il piccolo schermo. All'inizio avevamo gli smoghini, questi smoghini di nascosto, li nascondevamo nella portiera di mia nonna, va bene, perché suo padre dice, ma che dovete fare con queste cose qua? Lascia un vuoto. Un vuoto tremendo. E come avete sentito, i nostri servizi funerali di Pippo Baudo si terranno nella sua Militello, una città diciamo già intimamente a lutto. Questa è la testimonianza del sindaco Burtone e poi il ricordo anche di un suo figlio illustre di Pippo Baudo, artisticamente parlando, Salvo La Rosa. È una giornata di sofferenza e di dolore. Pippo è ed era amato dalla sua città. Lo abbiamo sentito sempre come un amico, come un fraterno amico. Ecco perché mancherà alla sua famiglia, mancherà agli amici, mancherà a tutta la comunità di Militello. C'è stato un binomio che si è creato negli anni. Militello, la città di Pippo Baudo, è stato orgoglio per Pippo, ma è stato orgoglio anche per tutti noi. Viene a mancare certamente un grande siciliano, innamorato della sua terra, ma anche un grande uomo di televisione, di quella televisione che non c'è più, la televisione di Maurizio Costanzo, di Corrado, di Mike Bongiorno, di Raimondo Vianello, di Enzo Tortora. Lui era veramente l'ultimo grande maestro e quindi siamo veramente profondamente addolorati, è un dolore enorme e mi piace ricordarlo proprio nella sua e nella nostra Antenna Sicilia, un emittente che lui amava tantissimo, e quindi proprio da questi canali dico davvero ciao Pippo,
ci mancherai con tutto cuore. E la notizia della morte di Pippo Baudo, battuta ieri sera dalle agenzie, era ovviamente oggi su tutti i giornali con tanti approfondimenti e titoloni: un re, un gigante, Super Pippo, e questa la celebrazione della carriera di Pippo Baudo, appunto tracciato attraverso la carta stampata in un ricordo legato anche alla nostra rete Antenna Sicilia. Marco Carli. Il più semplice addio ad un grande, un grandissimo della televisione. È la scelta di molti giornali, come il Corriere della Sera o il Giornale di Sicilia. Partiamo da qui, dal sentimento del popolo della TV che lo seguiva. Un personaggio dunque, ma anche un fedele compagno delle serate degli italiani di un tempo, quando non c'era la pay TV o l'on demand e si viveva di appuntamenti fissi, quelli che Baudo conduceva con maestria. Tanto da meritare l'appellativo di re, che gli riserva fra gli altri la Repubblica, con Mattarella che lo definisce un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo. La Sicilia ripropone un'immagine simbolo del periodo, un momento di storia per la nostra emittente che ritorna sul sito siciliaweb.it. Con lui, si legge, nacque Antenna Sicilia. Il sito ricorda anche che Baudo è scomparso il sabato sera, il giorno in cui l'Italia si fermava per seguire le sue trasmissioni. Fantastico Pippo titola il giorno, richiamando il programma di grande successo. Anche sul Libero si parla dell'ultimo sabato sera di Pippo. Un gigante per la Gazzetta del Sud. Ha condotto 13 festival di Sanremo, un record riportato da tutti i quotidiani, mentre Repubblica Palermo ne traccia la carriera da Militello alle prime serate. Un autentico super, come molti lo hanno chiamato durante la sua carriera e come anche i giornali lo celebrano. Super Pippo, se n'è andato, il suo modo di fare televisione resta per sempre. E questa carrellata di titoli restituisce certamente la grandezza di un personaggio che mancherà alla televisione italiana. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo dei migranti. Domani ad Agrigento inizieranno le tumulazioni delle 10 salme delle persone arrivate a Porto Empedocle esanimi. Altre 13 vittime del naufragio saranno trasferite da Lampedusa. Il servizio di Davide Sardo. Le 10 salme dei migranti arrivate ieri a Porto Empedocle saranno tumulate a partire da domani, lunedì, nei cimiteri della provincia di Agrigento. Un gesto reso possibile grazie alla gara di solidarietà e alla disponibilità mostrata dai sindaci del territorio. Una tragedia nel nostro mare Mediterraneo e ogni qualvolta c'è questo tipo di tragedia credo che è un fallimento di tutta l'umanità, è un fallimento collettivo. Credo che tutti ci dovremmo sentire falliti. Al di là di ogni situazione che possiamo vivere ciascuno. Intanto altri primi cittadini dell'Agrigentino hanno risposto all'appello del prefetto e si sono detti pronti ad accogliere nei propri cimiteri le altre 13 vittime del naufragio avvenuto mercoledì scorso. Le salme, che si trovano ancora a Lampedusa, verranno trasferite a breve a Porto Empedocle per poi essere destinate ai comuni che hanno dato disponibilità. Al cimitero di Canicattì si trovano le salme di una bimba di appena 11 mesi e di suo padre. Voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io, ha chiesto la giovane madre somala ai rappresentanti di un'associazione che la stanno assistendo. La donna, sopravvissuta al naufragio, si trova ancora nell'hotspot di Lampedusa e raggiungerà Canicattì nei prossimi giorni per dare l'ultimo saluto ai suoi familiari. Un quadro che racconta la tragedia del Mediterraneo, ma anche la risposta corale di un territorio che, ancora una volta, sceglie l'accoglienza, la dignità del rispetto umano. E Catania in questi giorni festeggia la traslazione da Costantinopoli delle reliquie della santa patrona della città. In cattedrale l'apertura della cameretta di Sant'Agata. L'arcivescovo nella sua omelia oggi ha richiamato tutta la città al senso di responsabilità. Stasera invece la processione, che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sicilia e in streaming sul sito siciliaweb.it. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Con l'apertura del Sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata in cattedrale ha avuto inizio a Catania l'intensa giornata di preghiera e la festa della traslazione da Costantinopoli delle reliquie della martire catanese, patrona della città. Alle 10:30 il pontificale è celebrato dall'arcivescovo. Il legame con Sant'Agata va sempre rinnovato, purificato e attualizzato, ha detto Renna. Va purificata la nostra devozione a Sant'Agata da tutto ciò che è indegno di lei, come ad esempio quanto avvenuto quando alcuni
hanno osato mescolare il loro nome, carico di un malaffare da cui preghiamo Sant'Agata che si convertano, con una candelora che, ricordiamo, non appartiene a qualcuno, appartiene a Sant'Agata e non va mai violato con nessun gesto. Il riferimento al tema della pace, pensando alle guerre in Ucraina e in particolar modo a quanto sta accadendo a Gaza. Ogni tempo storico ci pone degli interrogativi su come, ad esempio, valutare la pace, se come una trattativa che umilia o come una soluzione equa per tutti, che ci porta a considerare quanto vale una persona. Infine il forte richiamo alla responsabilità di ciascuno nei confronti della città. Penso alle responsabilità che come cittadini noi abbiamo nel tenerla pulita, nel renderla sicura, nel renderla accogliente. Nel pomeriggio ultima messa alle 19 celebrata al vicario generale Vincenzo Branchina, quindi la processione con l'annuncio dell'anno giubilare agatino per la ricorrenza dei 900 anni della traslazione delle reliquie. Antenna Sicilia a partire dalle 19:45 trasmetterà in diretta la processione sino al rientro in cattedrale di Sant'Agata. Giorni di festa, ma giorni anche di traffico intenso sulle strade, sulle autostrade siciliane, situazione sotto controllo invece agli imbarcaderi delle compagnie dei traghetti a Messina. Primo weekend di controesodo da Bollino Rosso, ma il grosso è atteso per il prossimo fine settimana. Il servizio di Francesco Triolo. Il primo weekend del controesodo è filato via liscio senza grandi problemi, soprattutto nel nodo cruciale degli imbarchi dei traghetti di Messina. Il piano viario predisposto da Prefettura e Comune di Messina ha retto il flusso di veicoli in uscita dall'isola. Non ha preoccupato se non nelle prime ore del pomeriggio di sabato, quando la coda delle auto è arrivata sino al viale Boccetta. Il tratto che conduce al serpentone degli imbarchi privati è stato presidiato da 5 pattuglie della Polizia Municipale, una ad ogni incrocio. L'attesa, soprattutto nelle prime ore della mattinata, non ha superato i 30 minuti. Si è riusciti a smaltire velocemente anche per la presenza di 7 navi delle compagnie private più altre 3 di Blue Ferries contemporaneamente in mare. Il grosso del traffico in uscita invece è atteso per il prossimo weekend. Diversa la situazione su strade ed autostrade. Il Consorzio Autostrade Siciliane segnala traffico intenso sulla A18 in direzione Catania, soprattutto tra Acireale e San Gregorio. Oggi, ma anche domani mattina, vengono considerate giornate da bollino rosso per il rientro in città di chi ha trascorso il ponte di Ferragosto in località balneari. Un movimento intenso di mezzi che è previsto anche per la prima mattinata di lunedì. E disavventura a lieto fine invece a Catania per 3 turisti francesi che stavano godendo di un ultimo bagno nelle acque del mare di Catania, alla playa per l'esaltezza, avendo lasciato però i bagagli già pronti all'interno della loro auto a noleggio parcheggiata appunto nei pressi di un lido del Viale Kennedy. Al ritorno l'amara sorpresa, la portiera forzata, nessuna traccia dei loro effetti personali e dunque il viaggio verso la più vicina stazione dei Carabinieri che acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, però appunto sono riusciti a risalire e a ricostruire l'accaduto, riuscendo a risalire all'identità dei 2 ladri, un 41enne e un 39enne, a perquisire le loro abitazioni e a ritrovare i borsoni, che erano stati appunto derubati, recuperando la refurtiva e restituendola ai malcapitati. E il maltempo invece che in queste ore è anomalo, un maltempo di metà agosto in Sicilia con pioggia, vento e grandini in diverse province. Sull'isola ci sono stati anche danni e disagi. A Randazzo è stato chiuso in via precauzionale il ponte Alcantara, Palermo e Catania hanno subito addirittura dei danni. Spunta anche la prima neve sull'Etna. Il servizio di Veronica Barbarino. Giorni di agosto decisamente insoliti in Sicilia, non solo sole, mare e vacanze, ma anche vento, grandine e persino neve sull'Etna. A Randazzo la forte pioggia ha messo in difficoltà la circolazione e a causa della piena del fiume ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del ponte Alcantara sulla statale 116 dopo il distacco di un parapetto. I tecnici sono già al lavoro per garantire al più presto la riapertura in sicurezza.
Disagi anche nel siracusano, dove a Marzamemi un uomo è stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni però non destano preoccupazioni. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il territorio ragusano, dove a Modica una tromba d'aria accompagnata da grandine e pioggia intensa ha divelto alberi e cartelloni pubblicitari, reso pericolanti i pali della luce e danneggiato diverse strutture. Situazione difficile anche nel Palermitano. Le condizioni avverse hanno provocato l'interruzione della fornitura elettrica in numerosi pozzi e impianti che alimentano le reti idriche del capoluogo e di diversi comuni della provincia. Sempre a Palermo, 2 voli diretti a Malta sono stati dirottati nella notte all'aeroporto Falcone Borsellino a causa della tempesta che ha investito l'isola dei Cavalieri. Ancora per le prossime ore la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su gran parte dell'isola. Possibili temporali, vento forte e nuove grandinate prima del ritorno del bel tempo lunedì. Cominciano anche i primi bilanci per il turismo siciliano, segnali di crisi per quello palermitano. Secondo Federalberghi si sta registrando un calo circa il 10% rispetto allo scorso anno e tutto sarebbe legato alla percezione di insicurezza in città. Marco Gulla. Calo del turismo medio del 10% rispetto allo scorso anno. Altro che boom, secondo Federalberghi Palermo, nel capoluogo siciliano si sta registrando una brusca frenata delle presenze turistiche. Secondo l'associazione degli albergatori, la flessione non è riconducibile a una riduzione dell'offerta, ma a fattori legati alla percezione della città. 2 mesi fa avevamo lanciato un allarme preciso, consapevoli che senza interventi concreti avremmo pagato un prezzo alto. Oggi quel timore si è trasformato in realtà. Ad agosto registriamo un calo del 10% delle presenze a Palermo. E non parliamo solo di numeri, ma di posti di lavoro, di imprese, di famiglie che vivono di turismo. Abbiamo persino registrato cancellazioni documentate anche dalle cronache dei giornali. Poca sicurezza in città e mancati interventi da parte delle istituzioni, secondo la Di Stefano, sono elementi che stanno nuocendo al flusso turistico in città. A causa di una percezione di insicurezza che sta intaccando l'immagine della nostra città. Palermo ha un potenziale straordinario, ma in un mercato globale altamente competitivo l'immagine è tutto e se non proteggiamo il nostro brand Palermo rischiamo di compromettere anni di lavoro. Segnali di crisi anche da altre città siciliane come Agrigento, Ragusa e Trapani, un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di sport con la Coppa Italia, la Coppa Italia Maggiore e la Coppa Italia di Serie C. Ancora ben trovati, rientriamo in diretta con il nostro telegiornale nella seconda parte, apriamo la pagina dello sport, parliamo di Coppa Italia, il Palermo passa il turno ai danni della Cremonese, i rosanero vincono ai rigori dopo che il match allo Zini era terminato sul tempo regolamentare sul punteggio di 0-0, servizio di Marco Gulla. Il primo ballo della stagione rosanero, il Palermo stacca il biglietto per i 16esimi di finale di Coppa Italia, batte la Cremonese ai rigori dopo che il match era terminato. La Cremonese sbaglia invece l'ultimo con Jonsen, bravo Bardi a intuire, finisce così 5-4 e la prima di B al Barbera contro la Reggiana. Abbiamo subito pochissimo, siamo stati compatti, chiaro ci sono cose da migliorare ma siamo qui, io sono qui da poco e aver visto comunque la squadra con questo spirito, questa attitudine e anche la felicità dei ragazzi sotto la curva sono cose molto belle e di buono, speriamo sia di buon auspicio per sabato perché insomma inizia il campionato e vorremmo iniziare nel migliore dei modi. E per quanto riguarda invece la Coppa Italia di Serie C, stasera primo impegno per il Catania, che sarà ospite del Crotone, tante assenze tra i rossazzurri, che giocheranno con il lutto al braccio per la morte di Pippo Baudo. Trapani invece in campo a Picerno, Siracusa eliminato e sconfitto ieri, anzi sconfitto ed eliminato dal Foggia. Il servizio.
Scortato dall'affetto di oltre 600 tifosi e con il lutto al braccio per onorare la scomparsa di Pippo Baudo, stasera il Catania apre ufficialmente la nuova stagione. Il battesimo dei rossazzurri passa dall'Ezio Scida contro il Crotone nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. 22 convocati con 7 assenti, compresi il neocapitano Di Tacchio e l'ultimo acquisto d'Ausilio. Toscano dà continuità al lavoro di Norce, riparte dalle certezze del suo 3-4-2-1 con Gimenez e Cicerelli sulla tre quarti e forte in avanti. A contare i 3 punti e quindi dobbiamo dimostrare e capire noi stessi soprattutto cosa vogliamo e chi siamo in questo momento. Calabresi senza Tumminello e Rispoli, ma con gli ex Sala e Piovanello. In caso di parità al 90° direttamente tiri di rigore, fischio d'inizio alle 21. 3 ore prima Trapani impegnato al Curcio in casa di un Picerno ringiovanito e al completo. Aronica senza Ciuferri ma col doppio trequartista, Canotto e Fischnaller a supporto di Grandolfo. L'ex Foggia Salines guida il reparto difensivo. Nei piani Granata, partenza forte sia in Coppa che in campionato per mitigare il -8 in classifica. Siracusa eliminato dal Foggia che attende al secondo turno la vincente di Crotone Catania. Allo Zaccheria doppio vantaggio dei rossoneri con Garofalo dagli 11 metri e Bevilacqua. Reazione degli ospiti con Contini per il 2-1 finale. Mentre sui fronti Fideussione e Mercato il presidente Ricci rassicura tutti, si attendono le prossime mosse di Turati e Laneri assenti in Puglia. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, l'informazione su Antenna Sicilia invece ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.